Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di The Sims 3. Quest'oggi ci troviamo nuovamente qui all'interno della nostra facoltà di economia e tecnologia, appunto nelle vicinanze di Sunset Valley. Come potete vedere la stagione invernale si ritrova al termine, la festa ha continuato a migliorare ed è diventata straordinaria. Vi ricordate la festa Birra Pong che avevamo iniziato, come dire, in precedenza appunto la sera prima? Ci ritroviamo adesso alle 6 del mattino, come dire sta per sorgere il sole, ancora il nostro caminetto è ben attivo, ritroviamo anche un manto di neve che ricopre il nostro dormitorio. Però, come dire, è iniziata la stagione primaverile, ci ritroviamo ancora a meno 4 gradi centigradi, ancora il vento, come dire, colpisce il nostro dormitorio in maniera unica, però ci ritroviamo quindi molto vicini alla nostra stagione più calda. Allora, questa, vediamo un attimo di fermare un attimo il tempo, è una giornata molto importante ragazzi, oggi è venerdì, è il giorno conclusivo della nostra, come dire, avventura universitaria. Il nostro caro Bill Jacobi si ritrova addirittura con lo zaino in spalla dopo aver effettuato, come dire, un'ottima dormita, pronto a intraprendere un'ottima giornata di esame, carico ovviamente di buona volontà. Abbiamo, come dire, un pelino di fame, però vedremo adesso di prendere un bel boccone nel momento in cui usciremo dalla nostra facoltà di economia. Diamo un'occhiata invece al nostro caro Bill Jacobi, è molto, come dire, felice, anche entusiasta di aver completato di aver organizzato un'ottima festa, come dire, una festa straordinaria. Dopo aver organizzato la festa, Bill si sente a meraviglia e speriamo che riesca, come dire, a intraprendere finalmente il suo esame nella maniera migliore. Allora, sicuramente il nostro esame con Bill Jacobi avrà delle particolari difficoltà, quindi prima di dirigerci alla nostra lezione vedremo di mettere qualcosa sotto i denti e dirigerci immediatamente ad effettuare, come dire, il nostro esame. Non abbiamo molte possibilità di superarlo, tranne, come dire, un bel lasso nella manica, un bel bigliettino di appunti. Io direi ragazzi, per la prima sessione di esame, visto che sono ben tre, vediamo di leccare un po' i piedi al nostro professore per ottenere, come dire, il successo, mentre con il nostro Russell M ce la metteremo tutta. Impegnati al massimo per superare l'esame. Perfetto. Allora, vediamo di arrivare, addirittura partiamo immediatamente con questa brezza primaverile, addirittura con la neve alta ancora circa 20 cm, dobbiamo dare il tempo di scioglierla. Attenzione, vediamo un po' cosa succede, addirittura imparare una nuova ricetta è tra i sogni del nostro caro amico. Mi sa che adesso ti devi concentrare certamente sul tuo esame, però abbiamo, come dire, un po' di ansia e di avanzamento. Ovviamente prima di effettuare un esame c'è sempre un po' di tensione, però abbiamo studiato molto nelle ultime settimane e quindi cercheremo adesso di mettercela tutta e di completare finalmente la nostra avventura universitaria, sperando, come dire, di aver conseguito la laurea. Allora, vediamo un po' invece cosa combina il nostro caro Bill. Mi sa che sta per ultimare il suo ultimo succo alla pesca. Mi sa che abbiamo terminato, amico mio. Cerca di dirigerti immediatamente alla tua università principale, alla tua facoltà. Ecco, questa deve essere appunto la porta dell'inferno per il nostro caro Bill. Avanti, amico mio, tuffa di dentro, lasciate ogni speranza voi che entrate, eh? Ottima frase. Avanti, amico mio, addirittura il fiato congelato che esce appunto dalla sua bocca. Allora, vediamo un po', abbiamo il nostro bigliettino di appunti, perfetto. Vediamo un po', implora il professore per avere un buon voto. Abbiamo migliorato le relazioni con il nostro professore nelle ultime settimane e quindi sicuramente riusciremo, come dire, a ottenere il suo parere per quanto riguarda qualche quesito difficile. Allora, vediamo di arrivare immediatamente alla nostra facoltà. Eccola qui, la porta dell'inferno, amico mio. Cerca di essere competitivo. Anzi, fammi passare, dannato. Vediamo di entrare, Bill. Attenzione, vediamo un po'. Non è così terribile come sembra. Perfetto, da ottimo ribelle ci dedichiamo anche all'attività scolastica. Bene, i nostri ragazzi sono entrati, ragazzi, incrociamo le dita, speriamo bene. Vediamo intanto cosa succede per quanto riguarda qualche altro desiderio. Sicuramente porteremo avanti il raggiungimento dell'abilità atletica. Il nostro caro Bill ha raggiunto il livello 7 dell'abilità atletica, quindi sicuramente questo lo aiuterà nelle prossime carriere dove richiederanno ovviamente un esercizio fisico. Quindi appena tornati a casa vedremo di comprare con i nostri $10.000 una bella panca sollevamento pesi per, come dire, cercare di migliorare le nostre capacità fisiche. Magari dopo aver terminato la nostra sessione d'esame vedremo un po' di effettuare il nostro sciopero della fame in modo tale da, come dire, sfogarci un po' per il nostro esame non riuscito. Però ancora non si sa se il nostro esame verrà accolto in maniera unica. Attenzione, vediamo un po' di velocizzare un attimo il processo. Intanto vediamo cosa combina il nostro caro Russell. Addirittura adesso già i nervi tesi per quello che sta accadendo appunto all'interno della facoltà di economia. Vediamo un po' se abbiamo qualcosa da mettere sotto i denti. Cos'è questa? Vediamo un po', pallina da calciare, speranze d'amore, ancora nevica in primavera. Wow ragazzi, guardate un po' tutto coperto dalla neve. Vediamo un po' se possiamo andare immediatamente dopo essere usciti a comprare qualcosa da mangiare. Dov'è? Vediamo se possiamo trovare magari un negozio di cibo a poco prezzo. Qui addirittura c'è il negozio, come dire, il supermercato. Mi sa che dobbiamo affrontare il tutto con la fame che ci colpisce lo stomaco. Vediamo se c'è qualcosa qui dentro. Niente, ci serve, come dire, un pasto molto veloce. Quindi vediamo di andare a fare la spesa magari
compreremo una barretta di cioccolato. Allora, aumentiamo un attimo la nostra velocità per capire più o meno quello che hanno fatto i nostri ragazzoni. Andiamo a tutta manetta, vediamo, stiamo implorando il nostro professore, vero? Cerchiamo di farcela, dai ragazzone. Come potete vedere il nostro rendimento non è riuscito a essere migliorato. Attenzione, diamo un'occhiata intanto qua sopra. L'esame non è andato bene come Bill sperava, è stato bocciato in studio avanzato dell'introversione 102. Il nostro professore, come dire, ci ha traditi, quindi vediamo adesso di utilizzare il nostro secondo asso nella manica, ovvero il nostro bigliettino di appunti. Intanto lavora su un piano aziendale, lavora sul tuo piano aziendale con il pianificatore, vediamo un po'. Per ottenere nulla, a volte la propria casa non è il luogo migliore dove concentrarsi, la mente imprenditoriale ha bisogno di spazi. Il professore apprezzerà la tua disponibilità dandoti appunto un credito extra. Vediamo di accettare, come dire, questa nostra possibilità. Allora, intanto mi sa che abbiamo un altro esame tra 2 ore. Il nostro caro ragazzone, come dire, come triste per il cattivo rendimento all'esame, però aspettate, abbiamo ancora altri assi nella manica, i nostri 2 bigliettini pronti. Il nostro professore, come dire, ci ha traditi, non ci ha voluto regalare la nostra promozione, quindi adesso vedremo di prendercela con la forza. Allora, innanzitutto vediamo di riposarci un attimino, facciamo un piccolo... no, mi sa che dobbiamo dirigerci immediatamente. Allora, imbrogliamo all'esame con i nostri 2 cari bigliettini. Vediamo un po', usa tutto quello che hai a disposizione per superare l'esame imbrogliando, ma a rischio di farti scoprire. Ci siamo sgranchiti appunto le falangi proprio ieri, quindi saremo ben rapidi per affrontare tutto nella maniera migliore. Attenzione, mi sa che il nostro esame non ci darà la possibilità di andare a fare la spesa. Cosa c'è che vendono i ragazzoni qua? Tofu, formaggio, trota, irdea, tonno. Ma che roba vendono? Attenzione, cosa ci mangiamo? Un'erba del bisonte, vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante. Carne macinata, aragosta, sì, però ci mangiamo un'aragosta cruda, una bella bistecca. Vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante. Serpenti approvati dai genitori. Vediamo un po'. Cannone festivo, possiamo prendere addirittura i fuochi d'artificio. Un paio li voglio prendere proprio per la nostra festa di laurea. Vediamo un po', addirittura piccolo maniaco. Sono, come dire, delle sorte di piccole bombette da sparare, come dire, nei periodi festivi. Scintillanti arcobaleno, perfetto. Fuochi d'artificio fondi faccia, perfetto. Prendiamo tutta questa roba appunto per la nostra festa di laurea, visto che ci siamo. E intanto una bella mela, magari per essere per assomigliare, come dire, per dare l'aria, come dire, intellettuale, magari recuperare le nostre forze. Allora, dirigiamoci immediatamente alla nostra zona principale. Andiamo, vediamo di mettercela tutta nuovamente all'esame, vediamo cosa succede. Abbiamo un po' di fame acuta che colpisce il nostro stomaco e un bel po' di nervi tesi. Russell ha appena fatto la spesa, molto bene. Allora, attenzione, vediamo di dirigerci immediatamente alla nostra zona. Mi ero dimenticato di leggere, come dire, l'esame del nostro Russell in grande stile. Russell non si aspettava di superare l'esame, come dire, però è andato tutto nella maniera migliore. Allora, vediamo di arrivare. Il nostro caro Bill già si ritrova con i suoi bigliettini in mano, vediamo quello che riusciamo a combinare. Dai, speriamo di farcela, ragazzi, altrimenti il nostro Bill non avrà possibilità nel mondo del lavoro. Aumentiamo un attimo la velocità. Siamo arrivati noi alla nostra scuola, dai che ce la facciamo, siamo insieme, come dire, nella stessa aula. Forza, come dire, davanti, mettiamocela tutta. Russell risente troppo dello stress per, come dire, impegnarsi al lavoro. Vediamo un po' sotto stress. Russell ha disperato bisogno di intrattenimento e, come dire, le sessioni di esami sono stressanti un po' per tutti. Vediamo un po' cosa succede. Dai Bill che ce la facciamo. Avanti, prepariamoci davanti alla nostra porta con i fuochi d'artificio. Vediamo quello che è successo. Addirittura intanto un igloo qua alla nostra destra. Allora, vediamo un po' quello che è accaduto. Siamo così ansiosi di vedere quello che è successo. Avanti che stiamo migliorando il nostro rendimento. Dai, tieni una presentazione. Oh no, ancora! Hanno scoperto che è imbrogliato all'esame. Mi sa che non abbiamo nessuna possibilità. Tieni una presentazione sulla lavagna, come dire, per ottenere del credito extra. Magari riusciremo a salvarci con questa opportunità. E niente, mi sa che anche questa volta il nostro Bill non è stato adeguato per il suo esame. È stato scoperto nuovamente, maledizione, però abbiamo migliorato il nostro rendimento notevolmente. Come dire, imbroglio scoperto. Come dire, dobbiamo salvare la faccia. Maledizione, siamo stati cacciati nuovamente dalla nostra scuola principale. Però andiamo un attimino all'edificio Connors, magari riusciremo a ottenere qualche credito extra lavorando all'ultimo secondo con una bella, come dire, con una bella presentazione alla lavagna bianca. Non so di cosa parleremo, magari parleremo di feste, di roba di intrattenimento, però cercheremo di ottenere il nostro credito extra. Intanto cosa combina il nostro caro Bill? Vediamo un po', mi sa che è riuscito a ottenere. Russell ha avuto un successone all'esame e sicuramente ha superato tutto in grande stile, come ovviamente ci aspettavamo. Allora, vediamo un po', un altro esame tra 2 ore, invece mi sa che il nostro caro Bill, anche lui, perfetto, forse abbiamo ancora un'altra possibilità per ottenere altro credito. Andiamo, vediamo di imbrogliare nuovamente, visto che il nostro professore non ci ha lasciato nessuna possibilità. Andiamo, mi sa, infatti avevo ragione, c'erano appunto 3 esami per ogni tipologia di materia, quindi vediamo di andare. Abbiamo recuperato un bel po' di nostro rendimento, continuiamo con il nostro Russell. Come dire, venerdì, questo è l'ultimo giorno, sabato e domenica non credo che rimarremo all'università. Comunque se rimarremo all'università magari cercheremo di organizzare qualche festa e magari fare qualcosa che ancora non abbiamo fatto. Speriamo che questa, come dire, questa dannata neve cerchi di sparire dal nostro manto
soltanto stradale, per organizzare magari una bella festa a falò intorno al nostro dormitorio. Quindi vediamo di continuare, ancora cerchiamo di imbrogliare al nostro esame, forza che ce la facciamo. Ed ecco, come dire, la stagione delle piogge, la stagione primaverile arriva immediatamente con un bel temporale. Attenzione, cosa è successo? Come dire, il nostro ragazzone delle pulizie ha terminato appena adesso. Dai che ce la facciamo almeno una volta, amico mio, dai che stiamo saltando la nostra lezione. Ecco che è finito l'esame, vediamo un po'. Non è ora di lezione, per ulteriori informazioni controlla il tuo orario. Niente, mi sa che siamo stati cacciati nuovamente, come dire, stiamo mandando all'inferno l'intera comunità. Eccolo il nostro caro amico, mi sa che ci dobbiamo ritirare a casa, non siamo riusciti, come dire, non siamo stati in grado di ottenere la nostra promozione. Allora, vediamo cosa ha combinato il nostro caro Russell. Ha avuto un successione nuovamente ai suoi mercati finanziari, eccolo qui. Ecco, vediamo di mettercela tutta adesso che abbiamo ottenuto anche il rendimento massimo. Ok, perfetto, come dire, il nostro divertimento, la nostra sete di stress è terminata, come dire, con i nostri successi. Adesso andremo immediatamente al Bistrot, il nostro caro ristorante preferito, e vedremo un po' di farci una bella birra e magari mangiare per conto nostro. Ok, aumentiamo un attimo la nostra velocità, vediamo quello che succede. Intanto qui in mezzo, come dire, per ottenere il nostro credito extra, adesso vedremo quello che possiamo fare. Allora, vediamo un po', abbiamo ottenuto un altro successone all'altro esame e sicuramente siamo riusciti a completare tutta la serie dei nostri esami con grande successo, e sicuramente siamo riusciti a superare anche questo secondo anno universitario con grande stile. Allora, vediamo un po' adesso quello che dobbiamo fare. Andiamo immediatamente al nostro bistrot per riempirci lo stomaco, e magari in seguito vedremo di ottenere il nostro credito extra alla nostra piazza principale. Mi sembra che fosse da questa parte. Lavora su un piano aziendale presso il quadrilatero universitario. Bene, era davvero tanto che non vedevo appunto la nostra zona del parco principale senza appunto un manto di neve. Date un'occhiata ai piccoli pupazzi di neve che stanno incominciando a sciogliersi. Eccoli là, guardate che fighi. Non so questo come faccia ancora a rimanere in piedi, perché completamente ritroviamo il pavimento bagnato a 100 gradi centigradi. Comunque cercano ancora di tenere duro. Ok, addirittura qui adesso la nostra fontana non è più congelata, bensì la ritroviamo completamente attiva. Benissimo. Allora, visita il quadrilatero universitario, perfetto. Mentre Bill cosa sta combinando? Vediamo un po', mi sa che sarà distrutto. Eccoci, arriviamo nuovamente nella dimora della musica, vediamo quello che accade da questa parte. Vediamo di salire immediatamente al piano superiore, vediamo un po', mi sa che c'è un po' di musica, eccola proprio da questa parte. Vediamo di spegnere immediatamente questo dannato stereo. Allora, allenamento di base. Io direi che siamo abbastanza stanchi, amico mio, quindi vediamo innanzitutto di farci una bella doccia e magari andare a letto immediatamente. Poi domani vedremo di allenare nuovamente il nostro fisico. Allora, addirittura questa doccia è completamente distrutta, quindi vediamo di provare l'altra. Ok, perfetto, dormiamo immediatamente in modo estremo. Vediamo cosa succede dall'altra parte. Ecco, finalmente dopo un'ottima giornata di esame andiamo finalmente a rilassarci al nostro caro Bistrot con Krusty Clown che ci cucina un bel hamburger. Perfetto, vediamo cosa danno questa sera al cinema, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Reinhard il pagliaccio con ben 40 dollari. Avremo la possibilità di essere, come dire, di riprenderci da questa nostra giornata di esame. Forse siamo ancora in tempo per guardarci il nostro caro pagliaccio. Intanto ci sono addirittura le luci provenienti dal basso. Andiamo, amico mio, vediamo se possiamo pagare i nostri cari 18 dollari. Perfetto, alla grande. Magari vedremo adesso di sparare anche i nostri mortaretti nel momento in cui riusciremo a uscire dal nostro teatro. Andiamo, vediamo cosa c'è all'interno. Addirittura ci sono anche i film che danno quest'oggi al cinema. Vediamo un po', non c'è niente di interessante ancora. Vediamo da questa parte. Vediamo di guardare il nostro caro pagliaccione. Abbiamo 40 dollari, quindi vediamo di spendere nella maniera adeguata il nostro denaro. Ok, vediamo un po' cosa succede. Sicuramente abbiamo migliorato, come dire, nelle ultime sessioni la nostra possibilità di essere promossi all'università con il nostro caro Bill, però sicuramente, anzi certamente non credo che ce la faccia ad ottenere il suo titolo di studio principale, ovviamente la laurea. Cercheremo di farci strada con il nostro fisico, quindi in una carriera come per esempio quella poliziesca, ma come per esempio quella militare, visto che serve quindi una grande quantità di muscoli per partecipare quindi a questi corsi per la preparazione, come dire, lavorativa. Quindi adesso vediamo un po' di aumentare la nostra velocità al massimo e l'indomani faremo, come dire, un bel allenamento di potenza. Resta solo un giorno alla fine della sessione d'esame. Ora che gli esami finali sono finiti è possibile rilassarsi, salutare gli amici e magari divertirsi un po'. Come vi avevo detto, appunto questo è l'ultimo giorno nel quale ci divertiremo con i nostri cari amici all'università. Allora, vediamo un po' di mantenere un buon ritmo, magari per completarsi un bello scatto energetico. Ricevi tutti i vantaggi dell'esercizio in un tempo molto inferiore. Perfetto. Allora, vediamo un po' cosa combina il nostro caro amico. Perfetto, un'ottima presentazione al teatro, uno splendido spettacolo. Ha tirato su il nostro caro ragazzone portando via
ovviamente la sua felicità al massimo, ottenendo quindi un bello spasso totale. Allora, i sim amano guardare altri sim al palcoscenico che fanno cose strane davanti a loro, a volte hanno una strana sensazione di déjà vu. Perfetto, allora vediamo un po' l'indomani, magari vedremo di arrivare immediatamente alla nostra associazione Connors, anzi mi sa che la nostra opportunità è svanita, vediamo un po' se è vero, mi sa che abbiamo perso addirittura l'opportunità di realizzare appunto il nostro credito. Vabbè, cercheremo di farcela come al solito, vediamo tanto quello che rimane, mi sa che nel momento in cui riusciremo a recuperare tutte le nostre forze, intanto andiamo a svuotare il nostro pungiglione immediatamente all'urinatoio, ok, una bella doccia per completare il nostro processo, come dire, il nostro processo di toilette, e magari adesso che siamo completamente isolati vedremo un po' di intrattenerci con qualcuno, come dire, nel caso qualcuno volesse parlare con noi, visto che ci ritroviamo come al solito a disagio nella società. Vediamo un po', io direi ragazzi, visto che ci ritroviamo all'ultimo giorno con il nostro amico, di organizzare un'altra bella festa, magari a tema di falò, visto che adesso non nevica più, abbiamo la possibilità di incendiare un po' qualcosa qui, appunto qui fuori. Però non sarà il nostro caro Bill, non sarà il nostro caro Russell a organizzare la festa, bensì il nostro caro Bill. Allora, vediamo un po', diamo un'occhiata da queste parti, organizza una bella festa. Allora, diamo un'occhiata invece ai nostri cari ragazzoni, come si ritrovano. Ancora, come dire, non hanno completato, non hanno compiuto gli anni, ancora mancano 20 giorni al passaggio di età, quindi molto bene. Allora, vediamo di completare finalmente il nostro allenamento, un po' di bicipiti, quadricipiti, amico mio, eccolo qua, facciamo un po' di isometria, andiamo. Allora, vediamo di continuare, ecco, facciamo i nostri cari pettorali a tutta manetta, avanti, ok, grande. Mi sa che adesso subiremo un grave periodo di fetore, puzziamo come delle puzzole, quindi adesso vediamo di organizzare qualcosa di interessante, visto che è sabato mattina. Allora, vediamo un po', festa con falò, facciamo una scelta di abbigliamento, visto che fa ancora un po' di fresco, vediamo di mettere degli abiti casual, perfetto. Allora, il nostro, come dire, il nostro caro ragazzone, il nostro professore, lo invitiamo, adesso gliene diciamo due, Anthony Wade. Vediamo un po' adesso cosa possiamo fare, invitiamo anche qualche ragazzona come Grab Miller, la nostra ragazzona della festa a birra pong. Vediamo invece per quanto riguarda il rendimento lavorativo, eccola qui, vediamo di invitare tutti i nostri cari amici che ritroviamo appunto nella nostra zona. Ashley Corona, la nostra cara fidanzatina, vediamo di invitarla, speriamo che arrivi perché è davvero parecchio tempo che non la vediamo. Vediamo di invitare più persone, come dire, ragazzoni disponibili, visto che l'ultima volta, come dire, non ce n'erano molti. Va bene, adesso può andare abbastanza bene, abbiamo invitato diverse ragazze, anche il nostro professore, per prenderlo un po' a cazzotti. Vediamo adesso perché non possiamo andare, l'ora selezionata non è valida, alle 8 del mattino, infatti non credo che le persone arrivino, quindi vediamo un po', facciamo per mezzogiorno, potrebbe essere, anzi mezzogiorno facciamo per le 15, ok, vediamo un po', vediamo di selezionare le 3 di pomeriggio, ok, allora la festa inizierà alle 15, abbiamo il tempo di farci una doccia, farci la barba e sicuramente prepararci per questa splendida festa.